3 mesi di lavori per la manutenzione speciale dei compendi storici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia. Gli interventi, a cura del Servizio Gestione Territorio Montano, Bonifica e Irrigazione della Regione, sono stati completati a marzo. I mesi freddi sono stati proficui per scendere dalla montagna e sistemare parchi, giardini e aree verdi di particolare pregio, dove 50 operai divisi in squadre hanno sistemato alberature ed estirpato quelle piante e arbusti che possono rovinare le aree monumentali più pregiate. La manutenzione straordinaria, come spiega l'assessore regionale alle risorse forestali Stefano Zannier, non si è limitata ai siti più noti, come il parco storico del Castello di Miramare a Trieste, i bastioni e le mura di Palmanova, il parco di Villa Coronini-Kromberg a Gorizia e le mura del Castello di Gradisca. Partiamo dal parco di Villa Varda Brugnera per andare fino al Forte di Osoppo, ovvero a Tarcento, e in molti altri che erano magari i siti più classici. Questo per valorizzare e aiutare nella gestione e conservazione anche tutte le amministrazioni proprietarie che molte volte non sono nelle condizioni di farlo in via autonoma. La legge regionale 9 del 2007 prevede la possibilità di realizzare interventi su beni o fondazioni di proprietà o finalità pubblica di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico, un'opportunità che è stata sfruttata. Il parco storico del Castello di Miramare è uno dei biglietti da visita del Friuli Venezia Giulia e una delle sue maggiori attrazioni turistiche. Qui i forestali sono intervenuti nell'area dello chalet svizzero davanti al lago dei Cigni, a lungo trascurata, dove gli allori si erano espansi, compromettendo la presenza di altre essenze e alterando il progetto botanico originario di Massimiliano d'Asburgo. Presto la zona potrebbe tornare a ospitare un arboretum con specie botaniche preziose. Proprio su questi pastini, di cui sono stati rimessi a posto i muretti a secco, si suppone che l'arciduca facesse mettere a dimora le essenze nuove e ricercate come in una sorta di vivaio. La manutenzione non ha solo funzioni estetiche e filologiche, ma prima ancora ragioni di incolumità per i visitatori nelle zone verdi. Qui siamo nel parco di Villa Coronini-Kromberg a Gorizia, dove gli interventi sono stati mirati a mettere in sicurezza il perimetro arboreo, riducendo la presenza di piante di alto fusto che debordavano ed erano divenute pericolose per il passaggio dei pedoni. Un tema, quello dell'incolumità delle persone, cui l'intervento dei forestali ha dato risposte anche in altri siti. Le immagini ci portano nel parco di Villa Moretti a Tarcento, che ha patito la furia del maltempo e quindi i danni del bostrico. Prima ancora della tempesta Vaia, il compendio era stato danneggiato da un grave fortunale nel 2017. L'operazione, ultimata nei giorni scorsi, ha portato al taglio degli abeti rossi che erano rimasti pericolanti. A Brugnera, nel parco di Villa Varda, si sono potati tigli e bagolari e, dove necessario, sacrificato qualche tiglio, in modo da permettere un accesso sicuro a uno dei polmoni verdi più frequentati della regione. Qui la telecamera montata sul drone mostra un altro scorcio celeberrimo, la collina e il forte di Osoppo. Gli spazi verdi sono stati sistemati e ripuliti con interventi di attenzione certosina. La stessa che ha richiesto il torrione di San Giorgio nella fortezza gradiscana per estirpare le piante rampicanti, il cui abbraccio, magari gradevole dal punto di vista cromatico, può essere mortale. Attenzione all'edera, al carpino e soprattutto al fico, capace di espandersi al secco e di minare manufatti risalenti al XV secolo. Un lavoro di cesello, metro per metro. Altrove gli spazi sono più ampi, i beni più estesi e la tutela di un patrimonio inestimabile richiede, accanto a una cura costante, interventi speciali come quelli garantiti dalle squadre forestali alla città fortezza di Palmanova. Se per gli spazi aperti si è potuto intervenire con un mezzo meccanico che falcia con una testa fresante, sopra i bastioni gli operai regionali si sono dovuti calare con il decespugliatore assicurati a una corda di protezione. Lì sopra la vegetazione ci mette poco a crescere. In altri spazi la fruibilità dei bastioni e dei loro dintorni ha richiesto l'intervento con piattaforma elevatrice e motosega. Le squadre impegnate si sono adattate in maniera duttile alle caratteristiche e alle esigenze dei compendi, superando le complicazioni comportate nell'organizzazione del lavoro dalla pandemia. È un utilizzo snello, è un utilizzo assolutamente fuori da quei canoni concettuali che si potrebbero immaginare per amministrazioni quali quelle della Regione
in quanto è un servizio estremamente operativo che realizza in proprio opere anche importanti. Alle maestranze della regione dicono grazie infine i grifoni al centro visite del lago del Cornino, dove i rapaci, appesantiti dalle robuste colazioni del carnaio, stentavano a prendere il volo. Gli interventi di potatura della vegetazione fanno sì che ora la zona di decollo dei grifoni sia comoda e la loro maestosa signoria continui a dispiegarsi.